Il rilancio dell'Italia passa attraverso la riforma della pubblica amministrazione e l'azzeramento delle complessità burocratiche che bloccano le imprese. Il piano varato dal ministro Renato Brunetta e il patto per l'innovazione del lavoro pubblico non rimangano sulla carta, ma siano la vera svolta per una buona amministrazione che sia alleata degli imprenditori. A parlare Antonio Mazzuzzi, presidente di Confartigianato Imprese Sardegna, che chiede alle istituzioni isolane di completare il prima possibile l'iter di digitalizzazione tra pubblica amministrazione e imprese, evitando paradossi come la continua richiesta alle aziende da parte degli enti pubblici di dati che sono già in loro possesso. Una problematica, quella dell'eccesso delle complicazioni amministrative, che pone l'Italia al 23° posto dei 27 paesi europei e al 50° tra 190 paesi in tutto il mondo per la facilità di fare impresa. 3, dunque, secondo Confartigianato Sardegna, le aree di intervento per snellire la burocrazia per le imprese. La digitalizzazione estesa del rapporto tra pubblica amministrazione e imprese, una standardizzazione dei procedimenti e della modulistica e la riorganizzazione delle competenze e riduzione del numero di enti pubblici coinvolti nello stesso procedimento. La burocrazia non è il male assoluto, dichiara Mazzuzzi, ma è ciò che serve per gestire la complessità e far sì che non si scarichi su cittadini e imprese. Dovrebbe essere il luogo che dà certezza, invece spesso non è così. Dobbiamo pretendere una burocrazia in grado di semplificare e di anticipare i problemi.